Buongiorno, benvenuti al Focus TG di Rete Veneta. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Nota di servizio, prima di parlare della cosa più importante per ora della giornata, alle 12:30 saremo collegati con la sede della Protezione Civile a Marghera per la conferenza stampa del presidente Luca Zaia con le ultime novità sull'emergenza coronavirus. Ma oggi è una giornata molto importante per il Veneto perché è stato aperto un tratto decisamente lungo della nuova strada pedemontana veneta, ma meglio di noi possono parlare le immagini e la voce di Monica Smiderle che con Andrea Benetti è sul posto. Buongiorno Monica, quali sono le novità dalla strada pedemontana veneta? Buongiorno a te Ferdinando e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Quello di oggi è sicuramente un giorno storico per i bassanesi e non solo, perché infatti da oggi, dalle 12, se riusciamo Andrea a far vedere il cartello luminoso che c'è all'ingresso del casello di Bassano Ovest, dove noi ci troviamo appunto in questo momento. Da oggi, vi dicevo, è aperto un nuovo tratto di superstrada pedemontana veneta, che è il tratto che da Bassano va fino a Breganze. 15 chilometri che vanno ad aggiungersi ai 20 che erano già percorribili, quelli da Breganze a Malo. Da oggi dunque sono aperti 35 chilometri dei 94 previsti per l'intera infrastruttura che, lo ricordiamo, è destinata a collegare il Vicentino con il Trevigiano, attraversando la pedemontana appunto vicentina e trevigiana, l'innesto della superstrada pedemontana veneta in A4 per poi andare a collegarsi con un altro asse autostradale che è la A27 a Spresiano. Come vi dicevo, nella sua interezza pedemontana veneta conterà 94 chilometri. Ad oggi ne sono percorribili 35. Oggi in particolare, con l'apertura di questo nuovo tratto, il terzo tratto di pedemontana, si apre dal casello Bassano Ovest la superstrada a pagamento fino a Breganze. Sicuramente un momento storico per il territorio bassanese, che da sempre insomma ha sofferto la mancanza di un collegamento con la rete viaria principale e soprattutto con una rete viaria autostradale. Per molti anni questa esigenza è stata portata avanti dalle amministrazioni locali, dal mondo produttivo e si è iniziato a parlare, Ferdinando, di superstrada pedemontana veneta già all'inizio degli anni 80, fino poi a una legge dello Stato che effettivamente finanziò questa grande opera, che doveva essere un'opera a servizio del territorio destinata a collegare l'area bassanese con il Trevigiano con il massimo utilizzo dei sedimi esistenti, diceva quella legge di finanziamento della pedemontana. Poi ovviamente negli anni il progetto venne modificato, la famosa tappa importantissima del 31 marzo del 2001 con la conferenza dei servizi che si tenne a Castelfranco Veneto. Ricordo che in quel momento era presente anche l'attuale presidente della regione Veneto Luca Zaia in veste di presidente della provincia di Treviso, e la scelta di costruire una superstrada a pagamento. Da lì iniziò ovviamente la progettazione dell'infrastruttura, che oggi è aperta per i suoi 35 chilometri. Ricordo ancora una volta Bassano Ovest, che apre oggi ufficialmente fino a Malo. Naturalmente c'è anche la possibilità di innestarsi con la A31 che si trova appunto lungo il percorso e dunque di proseguire fino alla A4, quindi all'autostrada A4 a Vicenza. Allora, non ci sono state, Ferdinando, inaugurazioni ufficiali, l'aveva annunciato ieri il presidente Luca Zaia, ovviamente niente inaugurazioni ufficiali nel rispetto delle norme per il contenimento del Covid.
c'era la presenza dei tecnici sia della regione che naturalmente del costruttore dell'infrastruttura. Anche Zaia ieri ha parlato di giornata storica, di un tratto strategico, un tratto in effetti che è destinato a dimezzare i tratti di percorrenza tra le località che sono da oggi connesse con la nuova arteria. Zaia ieri ha dato anche dei numeri, diceva che in base agli studi che sono stati realizzati Vicenza da Bassano si potrà raggiungere in 30 minuti, Malo in 17 anziché 45, Breganze in 10 minuti anziché 25. Capite bene che una riduzione così importante dei tempi di percorrenza di questi tratti farà cambiare insomma il modo di muoversi ma anche di lavorare, il mondo dei trasporti dell'area bassanese. Monica, ti faccio una domanda. Si pensa già naturalmente. Dimmi. Scusami se ti ho interrotto, ma restiamo sul tema delle percorrenze. Sappiamo che vi hanno permesso di percorrere in anteprima il tratto che è stato aperto. Quale impressione ne hai avuto? Allora, tecnicamente è stata realizzata una strada con 2 corsie per senso di marcia. Gli studi effettivamente sulla percorrenza poi ci diranno la verità. Sai, Ferdinando, devo dire che non è così a buon mercato, tra virgolette, la pedemontana costa 0,16 centesimi al chilometro. Dunque, per percorrere ad esempio il tratto da Bassano fino all'innesto con la A31 si spenderanno 3,50 euro. Sarà da capire quanto la tariffa insomma della pedemontana andrà ad influire sulle scelte degli automobilisti. Vero è che oltre ai 94 km della pedemontana sono state realizzate anche le complanari, che sono queste strade che corrono parallele alla superstrada pedemontana veneta. Resterà appunto questo punto di domanda, capire quanti sceglieranno le complanari e quanti invece decideranno di salire direttamente in superstrada pedemontana. Certo è che al momento non avremo i dati, vuol dire nella loro completezza, perché ovviamente l'apertura della parte verso il Trevigiano andrà ad influire fortemente sulle scelte degli automobilisti, perché sappiamo insomma che il collegamento tra Bassano e Treviso e l'area trevigiana è un collegamento viario molto scadente con tempi di percorrenza molto lunghi, quindi sarà fondamentale arrivare all'apertura di quella parte trevigiana di superstrada pedemontana veneta. Allora, sulle tempistiche, la struttura di progetto parla di primavera del 2021 per l'apertura di un altro tratto, quello da Bassano fino a Montebelluna, ma poi sarà importante e fondamentale proseguire fino alla 27, dunque fino a Spresiano. Indicativamente si parla di apertura entro il 2021. C'è il problema della galleria di Malo che fortunatamente è stata dissequestrata, quindi i lavori sono ripresi. Ovviamente i lavori di realizzazione di una galleria sono piuttosto lunghi, perché ci sono ovviamente anche tutti gli studi dal punto di vista geologico del terreno, quindi sono insomma lavori un po' più laboriosi, però è stata dissequestrata, quindi anche da quella parte i lavori stanno andando avanti. Probabilmente per l'apertura completa della superstrada pedemontana veneta si dovrà attendere il 2022, anche perché c'è un altro nodo che va sottolineato ed è il casello sulla A4 a Montecchio Maggiore, perché non è di competenza di superstrada pedemontana veneta e pertanto gli accordi insomma prevedono che venga realizzato dall'autostrada A4 e questo naturalmente non permette il controllo dei tempi, ma anche da quella parte, da parte dell'innesto con la A4, si dovrebbe andare al massimo all'inizio del 2023. Comunque sarà completamente percorribile, perché si uscirà a Montecchio Maggiore per poi entrare in A4, quindi insomma sarà comunque vi sarà la possibilità per gli automobilisti di raggiungere tranquillamente anche Montecchio Maggiore. Molto bene, Monica, allora un'opera dobbiamo andare in pubblicità, ma diamo appuntamento ai nostri telespettatori per vedere tutte le immagini della nuova strada pedemontana, le curiosità e i fatti di questa importantissima apertura al telegiornale di Bassano di questa sera.
Certo, con i nostri servizi vi racconteremo il nostro viaggio lungo la superstrada pedemontana veneta. Siamo partiti da Malo, siamo arrivati fino a Bassano Ovest. Non ti nascondo, Ferdinando, anche una certa emozione, perché abbiamo raccontato in tutti questi anni, insomma, il percorso della pedemontana, quindi poterla vivere di dentro è stato anche emozionante per noi cronisti, ti dico la verità. Molto bene, allora ringraziamo Monica Smiderle e Andrea Benetti per questo importante collegamento. Per tutti i servizi questa sera nel TG sappiamo che dovrebbero esserci anche delle dichiarazioni di Zaia, quindi approfondiremo tutto questo grande tema. Grazie Monica, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità, perché fra 20 minuti c'è la conferenza stampa di Zaia, quella dalla sede della Protezione Civile a Marghera, per fare il punto sull'emergenza coronavirus. Quindi state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati a Focus TG, siamo in onda, in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo visto nella prima parte della nostra trasmissione l'apertura della strada pedemontana veneta da Malo fino a Bassano. L'abbiamo percorso con Monica Smiderle e Andrea Benetti, quindi questa sera nel TG Bassano tutti gli approfondimenti, le immagini straordinarie di questa nuova arteria tanto attesa da tutto il territorio. Mettiamo però da parte per un attimo le novità stradali ed economiche e andiamo in centro storico a Vicenza, dove ci aspetta la nostra Gabriella Basso per il consueto punto sulle notizie beriche. Buongiorno Gabriella. Di Rete Veneta, qui siamo in via Tiene, qui c'è il Palazzo Tiene, sai, dell'ex Banca Popolare di Vicenza. Non è una cosa fatta a caso, nel senso che purtroppo oggi sul giornale di Vicenza parlavano di briciole date ai soci della ex Popolare Veneta, 1.400 euro, stiamo parlando dei rimborsi, però so perfettamente che c'è già chi dice che in realtà sono quelli che sono stati stabiliti in base a quello che è il famoso norma stabilita dalla regione dal governo dopo una grande trattativa e con grandi difficoltà, e sono soldi che finalmente arrivano nelle tasche appunto degli ex soci risparmiatori, insomma, che avevano investito in Banca Popolare di Vicenza. Ma io vi parlerei anche di un'altra cosa, perché oggi abbiamo fatto un viaggio all'interno nel SUEM di Vicenza, abbiamo visto che ha parlato con il direttore del SUEM, che ci ha spiegato un po' com'è cambiata anche la loro vita, l'impegno che devono metterci, le problematiche che devono affrontare quando devono andare nelle case di pazienti che sono magari pazienti positivi al Covid, quindi anche le storie di infermieri, di autisti delle ambulanze che convivono tutti i giorni anche con questa situazione, l'impatto forte e emotivo anche per loro di affrontare tutti i giorni turni massacranti, incontrare le persone, gli anziani e soprattutto anche molti giovani, perché questa ondata ha portato ad abbassarsi moltissimo ad alzarsi, se vogliamo, la soglia delle persone colpite a livello di età, perché parliamo tra i 45 e 50 anni fino ai 60. Tra l'altro la mortalità vede, se nella prima ondata c'erano anziani tra gli 80 e 85 anni, 90 anni che purtroppo morivano a causa del Covid, adesso purtroppo si è scesi a 75 anni, la gran parte dei deceduti ha 75 anni di età, almeno per quanto riguarda soprattutto anche la provincia del Vicentino, insomma, ecco. Gabriella, oltre a queste notizie molto importanti che poi vedremo nel TG Vicenza di questa sera, abbiamo cronaca dalla città o dalla provincia questa mattina? Dalla provincia intanto abbiamo sicuramente una storia particolare, nel senso che viene da Schio, perché un residente di un palazzo a Schio, entrando dentro, insomma, nell'androne, ha sentito uno strano odore molto forte, molto pervasivo, e ha subito notato che c'era qualcosa di strano. Ha avvisato i carabinieri che, giunti sul posto, pensate, hanno trovato abbandonata così dentro un sacchetto 2,5 kg di sostanza stupefacente. Questa è, diciamo, una notizia di oggi. Poi ovviamente stiamo raccogliendo altre notizie, ma dobbiamo approfondirle un attimo prima di poterle dare già in diretta.
e quindi sicuramente li avrete questa sera nel nostro telegiornale. Naturalmente. Gabriella, però ti chiediamo anche un'informazione volante, visto che sei in centro storico a Vicenza. Che aria tira Vicenza oggi? Abbiamo visto molte persone passare con la mascherina, si parla di alcune città che si stanno un po' svuotando, forse per la paura, forse per il senso di attesa che grava su tutti noi, per capire cosa succederà con le zone gialle, rosse e arancioni. Ma guarda, di fatto Vicenza, come già avevamo fatto anche ieri un servizio, c'è poca gente in centro. Subito dal momento in cui si è stabilito che bisognava, diciamo, limitare le uscite, limitare i contatti, i vicentini sono stati molto bravi e hanno effettivamente limitato i contatti talmente tanto che già anche i commercianti, insomma, si lamentano di questa mancanza di vita della città, del centro storico. Vengono meno gli acquisti, tra l'altro, e quindi diventa tutto complicato. Se da un lato, diciamo, giustamente in base a quello che è previsto dal governo e dalla regione Veneto di limitare appunto le uscite per cercare di limitare i contatti sociali e quindi la diffusione del virus, di fatto sta comportando degli effetti anche devastanti dal punto di vista economico. La gente però è tutta molto brava, nel senso che tutti hanno la mascherina. Se non hanno l'FFP2 hanno almeno quella chirurgica e stanno molto attenti a tenerla anche sul naso, insomma, che tante volte, sapete, scende, oppure magari c'è chi la tiene sotto il naso, ecco. Invece sono tutti molto molto attenti, devo dire. Ci è voluto qualche mese, ci sono volute situazioni drammatiche, ma alla fine sembra che i comportamenti corretti vengano messi in atto. Sentiremo cosa ne dice Zaia fra pochi minuti. Gabriella, grazie. Se ci saranno altre notizie da Vicenza, non esitare a ricontattarci, le daremo in diretta. Grazie a voi e ovviamente buona continuazione. Buon lavoro Gabriella, noi torniamo in studio, vi ricordiamo che fra 10 minuti qui su Rete Veneta sarà in onda, in collegamento da Marghera, dalla sede della Protezione Civile, Presidente Luca Zaia, per fare il punto sull'emergenza coronavirus. Ci sono dati che possono far pensare a un inizio molto lieve di flessione per quanto riguarda i contagi, le ospedalizzazioni. È da capire che strada prenderà l'emergenza legata all'epidemia del coronavirus. Lo sapremo fra pochi minuti con la lettura dei nuovi dati e quindi state con noi, facciamo una breve pausa pubblicitaria ma torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati alla nostra diretta. Siamo anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Fra pochi minuti saremo in collegamento con la sede della Protezione Civile a Marghera, da dove il Presidente Luca Zaia farà il punto della situazione sull'emergenza coronavirus. Nel frattempo però vi abbiamo fatto vedere poco fa l'apertura, scusate, del tratto della nuova strada pedemontana veneta che collega Malo a Bassano del Grappa. Un'opera molto importante, un'opera che per tutto il territorio, anche solo quei 35 km, è davvero fondamentale, ma ci è stato chiesto da più parti perché non è stata fatta un'inaugurazione. Ci si aspettava un taglio del nastro, ci si aspettava qualcosa di fastoso. Invece Zaia, come aveva annunciato ieri, ha deciso di non fare alcun tipo di inaugurazione per evitare qualsiasi possibilità di assembramento. Oggi infatti sulla pedemontana veneta a Malo e poi nel centro direzionale di Bassano, da dove abbiamo fatto il collegamento con Monica Sbiderle e Andrea Benetti, c'erano solo i giornalisti e naturalmente gli operatori tecnici della gestione della strada pedemontana veneta. Luca Zaia non era presente e abbiamo saputo poi che è stato organizzato un collegamento online, quindi c'è stata una conferenza stampa di cui poi vi daremo conto nel nostro TG Bassano questa sera, ma la conferenza stampa non è stata fatta in presenza per evitare troppi spostamenti, per evitare qualsiasi rischio. Quindi Zaia ha parlato, sta parlando, fino a poco fa ha parlato con i giornalisti della strada pedemontana veneta, ma l'ha fatto
grazie a un collegamento sempre da Marghera. Quindi una scelta in questo periodo un po' in controtendenza a quello che sono di solito le cerimonie politiche di questo genere. Quando si apre una strada di questa portata di solito si fa un'inaugurazione. Ricordiamo quando è stato aperto il casello della Pedemontana che dà sulla Valdastico, è venuto anche Salvini, c'è stata un'apertura veramente in grande stile. Stavolta con il coronavirus si è deciso di fare diversamente. Questo conferma da una parte la gravità di quello che sta accadendo, dall'altra anche la possibilità di fare scelte che vanno in controtendenza rispetto a quelle che fa di solito la politica per darsi una certa visibilità. Quindi di tutto questo parleremo questa sera. Adesso siamo già collegati con la sede della Protezione Civile a Marghera, vediamo già la selva di microfoni, ormai li conosciamo a memoria, che aspettano il presidente Zaia. Zaia non è ancora arrivato e finché non arriva il presidente facciamo come sempre un riepilogo dei dati di ieri. Questi sono i dati del 18 novembre alle ore 17. Li vediamo assieme. Perché li vediamo? Perché ma c'è Zaia, vi lasciamo al governatore con i dati nuovi. No, guarda, l'assessore Lanzarin, buongiorno a tutti, l'assessore Lanzarin è in videoconferenza per la seconda parte del comitato di crisi per il coronavirus e l'assessore Bottacin penso stia arrivando. Arriverà anche la dottoressa Russo, perché oggi le ho chiesto che vi parli un po', vi dia un aggiornamento sui vaccini, non nell'antinfluenzale, il Covid. E quindi essendo lei coordinatore dentro nel comitato nazionale, magari vi dà 2 o 3 informazioni anche rispetto all'ultima lettera del commissario Arcuri. Allora passerei subito, volevo dire anche 2 robe sulla Pedemontana, ma intanto passo al bollettino. Prego dottoressa Russo, eccola qui, si accomodi. 2.624.768 tamponi, questi sono tutti molecolari, sono 17.420 in più. Peraltro devo dire che il Comitato Tecnico Scientifico ha posto una questione sui tamponi chiedendo di provvedere a fare, il nostro comitato, chiedendo di valutare, di provvedere a fare i tamponi molecolari in alternativa agli antigenici, nel senso dice oppure fate gli antigenici ogni 4 giorni o il molecolare ogni 8 giorni, e quindi c'è questa nota del Comitato Tecnico Scientifico alla quale dottor Zaia risponde con una richiesta di avere ancora più dati scientifici rispetto che vadano a supportare la loro richiesta, e dopodiché ovviamente chiederemo al Comitato Tecnico Scientifico Nazionale un'espressione su questo, perché capite che a questo punto non è più un problema di un ospedale o di una regione, cioè se il tampone rapido deve retrocedere di categoria lo deve dire il legislatore di certo e il Comitato Scientifico Nazionale. Ve lo dico perché è oggetto di dibattito tutti i giorni sta storia sull'attendibilità o meno. Ovviamente la letteratura scientifica è chiara, però giustamente vanno rispettate le idee di tutti. Test rapidi, ne abbiamo fatti 29.712 anche ieri. Ieri, nelle ultime 24 ore, sostanzialmente abbiamo fatto 47.132 tamponi tra rapidi e molecolari. Dei 47.132, 29.712 sono rapidi. Numero di positivi sale a 112.000. Ecco, nelle ultime 24 ore abbiamo avuto 3.753 positivi. Anche qui, sempre per l'ottica di guardare bene i numeri come sono, no? Abbiamo detto 47.000 tamponi, 3.753 positivi, giusto? A marzo avevamo 2.170 tamponi, 412 positivi. Vuol dire che se avessimo fatto a marzo i 47.000 tamponi avremmo avuto 10.000 positivi, non 3.007, cioè la proporzione è chiara.
Positivi di oggi, vabbè, questi sono quelli che abbiamo già visto. Isolamento, eccolo qua, 36.887, questo è il dato che vi serve. Ricoverati 2.242, sono 50 in più, che si aggiungono ai 296 di terapia intensiva, più 5, e quindi vedete che se sommate 2.242 più 2,96 andiamo a 2.500 e abbondanti, oltre 2.500 persone ricoverate in ospedale. I morti purtroppo 3.057 più 38, i dimessi 6.052 più 109. Vedete che abbiamo sempre questi numeri alti sui dimessi perché il turnover è alto, cioè noi stiamo girando un sacco di pazienti perché la permanenza media, il tasso di ospedalizzazione medio si è abbassato di gran lunga rispetto alla prima fase. Quindi abbiamo il tasso di occupazione del letto è assolutamente più basso. Fondamentalmente anche dalle riunioni di stamattina ne viene fuori che c'è assolutamente tensione per i ricoveri, perché comunque sono ricoveri importanti. Cominciamo ad avere 300 persone in terapia intensiva, 2,96 per l'esattezza, e quello che più ci preoccupa è quello che è l'area non critica, cioè i ricoverati che non sono in terapia intensiva. Avete visto che sono più di 2.200, 2.242 per la fattispecie, e rappresenta la vera pressione ospedaliera, perché a questi si aggiungono 8.000 circa ricoverati non Covid, ma soprattutto perché in questo contesto c'è da dire che siamo davanti a pazienti che sono problematici e hanno bisogno di cure intensive e anche di assistenza intensiva, cioè i 2.200 non valgono come 2.200 ricoverati della medicina, per dire, cioè qui c'è ossigeno, c'è malattie infettive, protocolli, immaginate solo i protocolli per entrare nelle stanze di un reparto Covid, insomma è una roba complicata. So che ieri è andata bene l'incontro con l'ingegner Fattori rispetto ai dispositivi, io spero che una volta per tutte si sia chiarita questa storia dei dispositivi e quindi d'ora in poi magari ve lo chiedo, se trovate qualcuno e vi dico che mancano i dispositivi, sapete cosa rispondere, avete visto le tabelle, le ho viste pubblicate. Stiamo, fra l'altro mi diceva stamattina la dottoressa Simionato, ci sono ancora gare in corso per ancora acquisto di dispositivi, perché effettivamente c'è stata un'impennata dell'uso, che non ci preoccupa perché noi di magazzino ne abbiamo, anzi ben venga, perché così il magazzino è sempre più giustificato. Dall'altro, nelle terapie intensive voglio dirvi che avendo noi ormai 296 persone in terapia intensiva, la vera differenza con la prima fase di marzo-aprile è una sola, che noi abbiamo gli incidenti sul lavoro e abbiamo ovviamente tutti i politraumatizzati, gli incidenti stradali che entrano in terapia intensiva. Cioè, quindi noi tutto quello che a marzo non avevamo oggi abbiamo, quindi la pressione la si sente, perché noi guardiamo la curva del Covid, no? E vediamo che una terapia intensiva obiettivamente in tutte le province crescono gradualmente di poco, addirittura a Rovigo, se vede la curva sta scendendo, si piega anche, ma non solo Rovigo, insomma si vede che la terapia intensiva non è elemento di grande aggressione da un punto di vista di curva di crescita, però è pur vero che abbiamo un elemento di ingressi in terapia intensiva non Covid che durante il lockdown non avevamo, questo è poco ma sicuro. Confermiamo le nostre, siccome vedo che ogni tanto qualcuno va sui giornali a dire che noi non abbiamo le 1000 terapie intensive e per fortuna la tecnologia ci permette di mantenere queste dichiarazioni agli atti, noi abbiamo l'assoluta possibilità di attivare le 1000 terapie intensive, abbiamo i letti, abbiamo i respiratori, i diffusori, i monitor, tutto quello che serve. Ovvio è
che ce ne sono alcune, quelle ad esempio dedicate alle sale operatorie, che allestiremo per ultime. Però vi ricordo che il piano prevede nella dichiarazione la possibilità di allestirle entro 36 ore. Quindi se oggi dicessimo che ce ne servono 1000, entro 36 ore ne abbiamo 1000, perché ne abbiamo già più di 800 allestite e le altre sono sostanzialmente che basta portare i letti e diciamo metterla a presa. Preghiera per i cittadini. Adesso voi sapete che siamo in ore cruciali, fra l'altro alla mia destra c'è il massimo esponente della prevenzione e del Dipartimento, la dottoressa Russo, e poi lei che si occupa anche di questi numeri. Noi siamo nei giorni cruciali dei numeri, perché poi venerdì sera arriva la sentenza, no? Oggi pomeriggio alle 4 avremo il confronto con il governo. Vi ricordo che la richiesta delle regioni è una richiesta tecnica. Se chiedete a me i 5 parametri non ve li so dire, perché è proprio una richiesta che nasce dal gruppo di lavoro della dottoressa Russo con gli altri colleghi regionali. La dottoressa è il coordinatore. Dall'altro però c'è anche da dire che oggi noi abbiamo degli indicatori che sono assolutamente, diciamo, che ci fanno sperare, spero, in un buon esito della classificazione, alla luce del fatto che noi la situazione ce l'abbiamo assolutamente sotto controllo e non abbiamo tassi di occupazione di terapia intensiva che sono i più bassi nazionali, abbiamo sicuramente focolai, ma siamo una regione grande, abbiamo sicuramente tanti contagiati, ma vi ricordo che facciamo tanti tamponi, anzi vorremmo che ci contabilizzassero anche i tamponi rapidi, però in generale insomma questa è la situazione. I cittadini, faccio appello perché i cittadini rispettino le regole. Allora, se diciamo di lasciare libere le prime 2 ore del mattino per la spesa per gli anziani, a questo punto non è che posso richiamare i giovani, richiamo gli anziani che vanno a fare la spesa alle 11. L'abbiamo fatto per voi, ma non per isolarvi, per fare in modo di evitare al massimo di essere contagiati. Avete visto che l'ingresso in terapia intensiva, o meglio, cito un dato che è ancora peggiore, quasi il 90% dei morti hanno più di 70 anni, che corrisponde sostanzialmente alla stessa percentuale dei ricoverati. Alla luce di questo, ragazzi, bisogna darsi una mano e fare in modo che si approfitti del fatto che le prime 2 ore del mattino, faccio appello a chi ha meno di 60 anni di non andare nelle prime ore del mattino a fare la spesa, ma anche a chi ne ha di più di andare nelle prime 2 ore del mattino. Inutile presentarsi a mezzogiorno a fare la spesa perché poi deve fare il giro, deve andare da altre parti o perché ti sei messo in testa di far così. Modifichiamo anche qualche piccola abitudine. Evitate gli assembramenti, l'appello a tutti: evitate gli assembramenti, portare la mascherina sempre e ovviamente l'igiene delle mani. Oggi a mezzogiorno abbiamo aperto, io ho assistito in diretta in collegamento la Pedemontana Veneta, quindi sapete che abbiamo 35 km dei 94,5 aperti. È un bel successo. Vi ricordo che l'88% ormai dell'infrastruttura è cantierata, quindi stiamo andando verso le fasi finali. Vi confermo che nella primavera 2021 la quasi totalità verrà aperta. Vi dico anche che è un'infrastruttura che cambierà il nostro modo non solo di circolare, ma anche di pensare. Cioè, se oggi tu dici vai a Bassano, a chiunque di questa zona del Veneto, del Veneziano piuttosto del Trevigiano o del Vicentino, comincia a fare i calcoli, ci metterò da Vicenza un'ora o quello che è, non lo so, si dimezzeranno minimo i tempi, minimo dimezzati, fra l'altro su una infrastruttura di grande a scorrimento, e così per Montebelluna e per tutte le altre località. Stiamo parlando di un'infrastruttura, e chiudo, lo ricordo anche ai cittadini, che nasce in Veneto nelle carte ai primi anni 90, l'attuale progetto oggi in cantiere è del 2002, la gara del 2006, l'aggiudicazione del 2011, vedete 3 anni, anzi scusate 5 anni, no scusate, l'aggiudicazione del 2009, 2006 la gara, aggiudicata dopo 3 anni nel 2009, perché? Perché c'è stato un contenzioso legale e c'è voluta una sentenza di un tribunale, e quindi chi è lì oggi che gestisce il cantiere perché ha vinto una causa legale.
e poi l'inizio dei lavori 2011, quindi questa è un'infrastruttura che è la più grande in Italia, 2 miliardi 258 milioni di opere, 36 comuni, 14 caselli, che di fatto realizziamo in una decina di anni. Se voi fate 2011-2021 sono 10 anni, però di mezzo c'è stato il tema della crisi economica, c'è stato il tema del Mose, che non ha pesato poco nel rallentamento, c'è stato il tema, non perché le aziende fossero coinvolte nel Mose, perché il Mose è stato comunque una battuta d'arresto rispetto a molte procedure, c'è stato il tema del Covid che ha pesato molto e c'è stato poi anche quello ovviamente dell'aver rinegoziato tutto l'accordo finanziario, per cui direi che bonificandola un po', insomma, è un'infrastruttura che si è realizzata togliendo i tempi morti, io dico verosimilmente in 6-7 anni si è realizzata. È un'opera straordinaria, la vedrete percorrendola. Bassano-Breganza è aperto oggi, che sono 15 km, dei 35 aperti lo si fa in 10 minuti. Se a dirlo a quelli di Breganza che vanno a Bassano in 10 minuti dicono ma che cos'è, una fantasia sta qua? Invece è così. Io avrei finito, prima di passare la parola alla dottoressa Russo e lasciarla a voi per parlare di vaccini, un minimo di aggiornamento, sono qui a disposizione per le domande. Bonet, Gente Veneta, Vanzan. Bonet. Un po' di domande, Presidente. Prego. La prima è generale, in tema di decessi, non riguarda il Veneto, ma una sua lettura più generale sui dati in Italia. Cioè l'Italia continua ad avere tanti più morti rispetto agli altri paesi europei. Come mai? C'è un deficit di sistema sanitario rispetto... No, guarda, io penso che incida molto anche l'età media della popolazione. Perché sai, è come quelli che mi dicono, mi è capitato, dice ma la Cina ha avuto meno morti in percentuale, sì ma guardate l'età media del popolo cinese, noi siamo un popolo dove l'età media è alta rispetto a, cioè quando si dice il vecchio continente, no? Il vecchio continente, dal punto di vista epidemiologico, poi la dottoressa Russo è un'esperta di questo, noi dobbiamo valutare anche l'età media, le classi di età, non a caso per noi il 90% dei ricoverati ha più di 70 anni. Vuol dire che noi ce li abbiamo i settantenni. Se andiamo in Africa, per dire, è un problema che è rovesciato perché hanno tanti giovani e sicuramente tanti dicono ma l'incidenza del coronavirus in Africa non è così importante. Sì, ma andate a vedere anche l'età media e quanto più giovane è la popolazione. Okay. Poi due domande per futuro invece rispetto al tema degli allentamenti delle misure per Natale. Se ne sta discutendo a Roma. Cerchiamo di fare un Natale il più normale possibile, qual è la sua opinione? E secondo corno della questione, se lei è d'accordo sulla richiesta della Montagna Veneta di aprire già il 4 dicembre gli impianti per provare a vedere se si riesce a tenere in piedi. Ma guarda, noi tifiamo perché venga la neve, ne venga tanta e si possa tornare alla normalità. Da qui alla normalità c'è di mezzo il buonsenso, nel senso vedremo di capire giorno dopo giorno quale sarà l'evoluzione. La dottoressa Russo col suo dipartimento sta già lavorando, o di fatto le ha già ultimate le linee guida, però capite anche voi che noi dobbiamo avere un minimo di punto nave, come si dice, fra qualche giorno per capire anche l'evoluzione. Abbiamo capito che comunque non durerà ancora tanto, si immagina questa fase diciamo, di ascesa, ci sarà una stabilizzazione, poi si inizia a scendere. Se guardiamo la Francia, che ci ha preceduto di un po' di giorni, ha già iniziato come si può dire, la fase decrescente. Ci sono delle regioni in Italia che comunque come noi qualche timido segnale lo danno, però sapete sui ricoveri noi ancora ci siamo, cioè non vorrei che qualcuno pensasse che adesso possiamo far festa perché si sta scendendo. Abbiamo ancora 2500 persone ricoverate e anche oggi abbiamo un più 50, più 40, quant'è? Finché c'è più lì vuol dire che non stiamo scendendo. Se più 1, più 2 vuol dire che insomma qualcosa, ma insomma più 50 non vuol dire, cioè è ancora pesante la storia. Ovvio che per noi la montagna invernale resta in questo momento la più grande preoccupazione. Ma sai, su Natale ci vorrebbe la sfera della verità, perché sai, io dico, ma chi è oggi che è in grado di programmare le sue vacanze estive? Guardate che stiamo parlando di caldo, di estate, e se ci pensate un attimo dite, sì, ma il Covid come sarà quest'estate? Ma da che, ci sarà, mi compro un viaggio, non me lo compro, ma ci sono gli aerei, non ci sono... Pensate a Natale che qui dietro all'angolo
Cioè io direi di verificare. Penso che più noi, ecco questo te lo posso dire, più noi investiamo nella tutela, nel rispetto delle regole, più possibilità abbiamo di avere un Natale quasi normale. Dopodiché, sentite, se qualcuno vuole sapere se può andare in piazza l'ultimo dell'anno, brindare, spaccare la bottiglia per terra, dico guarda, è meglio che non comprate, che la bottiglia ve la bevete a casa. Sì, ci sono delle robe che diamo già per scontato, gli assembramenti vanno evitati. Se poi il Natale è in famiglia è un'altra roba. Se poi passa il test fai da te, se non bombardano anche quello come quello rapido, allora magari uno farà cenone con prima il test. Però voglio ricordarvi, fra l'altro, siccome noi qua siamo, come si può dire, un branco di esaltati, cioè io e qualcuno che mi viene dietro, voglio ricordarvi che ieri l'FDA americana, anzi l'altro ieri l'FDA americana, Food and Drug Administration, cioè il massimo ente di garanzia a livello internazionale che stabilisce se un dispositivo o un farmaco può far bene o male nella sua somministrazione, ha autorizzato un test fai da te, Covid, no, mi sembra che diciamo puttanate quando parliamo, vi ricordate in premessa che vi ho detto, vedrete nelle prossime settimane roba quanti ne arriveranno, e ha autorizzato un test Covid, diciamo, ve lo potete anche andare a vedere su internet, si chiama Lucira, penso si pronunci, che l'unica limitazione sapete qual è? Per gli over 14 anni, ma non perché faccia male, perché non si infilino lo stecco in una maniera sbagliata e si facciano male. Cioè è un tamponcino e fa la reazione e fra l'altro è anche una macchinetta particolare, quindi cercheremo di capire. Piccolo... Sì, scusate, vietato gli under, scusate, vietato a chi ha meno, perché qualcuno poi mi scrive dopo le conferenze stampa e dice troppo inglese, vietato a chi ha meno di 14 anni per un ovvio motivo, no, glielo faranno i genitori, però vorrei ricordare che c'è un piccolo aspetto, ve lo sottolineo, che in questo paese, in Italia, si è autorizzata la vendita e la somministrazione di tutti i dispositivi e farmaci dispositivi Covid che sono autorizzati in un paese del G7. Gli Stati Uniti sono G7, cioè quel test lì, se arriva qui domani mattina, non arriverà, sapete perché? Perché faranno man bassa, come è accaduto per altri test, e quindi prima che arrivi qua si fanno 3 giri loro, giustamente. Ecco, ma se domani mattina si presenta uno con questi test qua che se li ha comprati in farmacia e si mette in piazza a dire io li vendo, io li somministro, nessuno può dirgli nulla, perché c'è una legge in Italia fatta non più tardi di un mese fa che dice che tutto quello che è nei paesi G7 autorizzato non serve che abbia autorizzazione italiana. Era stata fatta quella volta per tutti i tamponi, per evitare ogni volta di stare lì a provare i tamponi che gli altri hanno già certificato. Ve lo volevo dire perché a volte queste robe passano in secondo piano. Dopodiché il test che abbiamo presentato noi, anzi il dottor Rigoli, perché è suo il merito, deve essere validato nelle microbiologie coinvolte in questa rete network. Se funziona presenteranno le carte al Ministero e il Ministero deciderà se autorizzarlo o no. Se non funziona butteranno via tutto, cosa volete che vi dica? A costo zero, che sia chiaro questo. Malavas. 3 domande veloci. Prego. Una sui numeri. Ma dici veloce perché è veloce o perché io devo far veloce? Io veloce. No. Sui numeri. Allora, il primo numero, stasera secondo me c'è la forte probabilità che nei telegiornali si dica nel Veneto boom di casi positivi, perché 3.753. Allora, sono un terzo rispetto a marzo su tampone. Ecco, ma se si mettono insieme anche i rapidi, che sono 27.000, anziché una percentuale del 22-23% di positivi, che come sarebbe sui molecolari, diventa 7-8%. Allora, forse magari le istituzioni capiscono questa distinzione, però è probabile che stasera sui media facciano la figura di essere la seconda regione dopo la Lombardia. No. Siamo quelli con la più bassa incidenza di positivi, hai fatto bene il calcolo, ma ti dirò anche di più, che quel 7% è ancora più basso per un semplice motivo, che quelli che sono stati testati non sono un campione rappresentativo della popolazione,
ma sono contatti stretti, sono persone sintomatiche, quindi se andate a prendere statisticamente un target che non è popolazione indistinta. Se io facessi il test dentro qua non c'è il 7%, ma sarà più basso perché qua non ci sono sintomatici, non ci sono contatti stretti. Quindi non ci provo, ma guardate, questo lo sanno bene a Roma della percentuale. Il problema è che bisognerebbe cominciarlo anche a scrivere sulle carte. E su 17.000 molecolari quanti positivi? Non te lo so dire, ma la percentuale più o meno è proporzionale, quindi è in proporzione, non è che abbiamo che coi molecolari ne trovano di più, cioè c'è una certa proporzione. Il rapido non becca sopra i 33 CT, o meglio ha una sensibilità inferiore sopra i 33 CT, cioè le amplificazioni. Un chiarimento ancora sui numeri. Allora, dunque, abbiamo detto più 50 ricoverati nell'arco delle ultime 24 ore. Se però ci aggiungo i 109 dimessi e temo i 38 morti, vuol dire che ieri sono entrate 150-160 persone in ospedale. Sì. È così? Sì, sì. Noi carichiamo tanti pazienti e ne dimettiamo tanti, in una maniera o nell'altra vengono dimessi, nel senso che o per decessi o perché guariscono. La seconda domanda riguarda le cure domiciliari. Era una sola sta qua? Sì, era velocissima. Pensavo di avessi fatto 4. Questa è proprio veloce. Cure domiciliari. Allora, volevo sapere se i saturimetri, quei 100.000 acquistati dalla Regione, sono arrivati, cominciano ad essere distribuiti. Ne stiamo distribuendo, la gara dei 100.000 ancora non è espletata, ma ne stiamo distribuendo, mi sembra che ne abbiamo trovati già 10.000. E i medici di base stanno iniziando a fare le cure domiciliari? In che numero? I medici, guardate, hanno sempre seguito, per quanto nelle loro possibilità, i loro pazienti. Poi c'è sempre magari il dato anomalo, però dico che hanno sempre seguito, assolutamente sì, e sono elemento fondamentale su questa partita. Per stare sul numero preciso, adesso l'allargo un po', anche la questione dei tamponi. Sì. Eravamo al 40%, mi pare, di medici di base che avevano accettato quello che è un porteremo obbligo. domani il dato, posso garantire che è più alto. Anche perché è un obbligo, no? Sì. Però c'era anche la trattativa in corso, se non sbaglio, con dentisti, con farmacisti, anche con i veterinari, no? Sta andando avanti. Con che risultati? Che sui veterinari abbiamo chiesto l'autorizzazione a livello nazionale. E rispetto ai farmacisti c'è un tavolo aperto, rispetto ai pediatri di base c'è il tavolo aperto perché i pediatri di libera scelta vengono assimilati ai medici per l'accordo nazionale, quindi c'è semplicemente da chiudere anche qui la trattativa, e sui dentisti abbiamo fatto la richiesta a livello nazionale, quindi 2 richieste al Ministero per veterinari e dentisti. Guardate, io trovo assurdo che una pratica come questa, che si può sicuramente, si presta alla formazione, no? Cioè, il tampone, oggi si faccia tutto se ne faccia tutta una questione di mansioni eccetera, e poi sappiamo già come va a finire. Se domani mattina arrivasse un'emergenza totale faremo l'appello per trovare volontari che fanno tamponi. Si va da un estremo all'altro in questo paese. Io penso che ci siano delle categorie che possono essere formate e daremo più servizi ai cittadini. Vanzan? Prego. Solo una precisazione, anche se mi pare la maggior parte di loro dicano il problema è non possiamo farli in ambulatorio, abbiamo speso risorse, tempo, fatica per tenere il più lontano possibile il Covid dall'ambulatorio, se ci portiamo dentro il rischio di Covid. No, guarda, io non discuto di questo, hanno assolutamente ragione, ma lo possono fare anche a casa del paziente e non è vietato, come lo fanno i medici delle USCA che vanno a casa dei pazienti, ma molti medici di base lo fanno a casa del paziente, cioè non è che uno deve avere un ospedale per fare un tampone, oppure lo si può fare in un drive-in allestito o in un ufficio che i comuni, fra l'altro li ringrazio l'ANCI perché ha messo a disposizione i locali, ma guardate che vorrei ricordare che prima che partisse questo accordo nazionale, che poi io mi sono beccato gli strali di mezzo mondo perché ho fatto l'ordinanza semplicemente per recepire quello che è un accordo sindacale nazionale, 650 medici di base in Veneto lavoravano gratuitamente per fare tamponi ai loro pazienti. Tutto qua. Esaudito? Vanzan, Salmaso e Fois.
Presidente, buongiorno. Una Buongiorno. cortesia, ci può spiegare meglio questa vicenda del CTS? Non ho capito, il CTS Veneto Il ha CTS chiesto... regionale nostro ha mandato una nota al coordinatore dicendo: guarda, secondo noi è meglio fare tamponi molecolari ai dipendenti, a chi è in prima linea, e avendo l'esito entro 36 ore, oppure dice in alternativa ogni 8 giorni, voi sapete noi facciamo ogni 7 giorni, rapido facciamo, oppure in alternativa un rapido ogni 4 giorni. Ho fatto un'estrema sintesi. Noi adesso vediamo di approfondire, di chiedere a loro, ovviamente lo verrà chiesto tramite ovviamente il coordinatore del CTS, dottor Saia, un approfondimento di natura scientifica, nel senso, cioè, se tu mi fai questa domanda è sulla base di che evidenze scientifiche, perché noi dietro abbiamo Ministero, CTS nazionale, ISS, il mondo intero che va nella direzione dei rapidi, quindi avere una giustificazione scientifica della richiesta che rispettiamo, e dopodiché avuto tutto il materiale interpelleremo il CTS nazionale per un'espressione, perché se passa questo principio deve passare per tutti i cittadini italiani, non deve passare solo per una categoria o per una regione. Mi sembra logico, no? Ma che sostanzialmente il CTS Veneto sostiene che i rapidi non vadano bene? Beh, sostanzialmente sostiene che preferisce fare i tamponi molecolari. Mi sembra ovvio che c'è un dibattito in corso a livello nazionale, non solo Veneto, no? Solo Crisanti che aveva dubbi. Prego? Non era solo Crisanti allora che aveva dubbi, cioè ci sono altri scienziati all'interno del comitato tecnico? Sì, già ci sono, c'è il professor Navalesi, c'è la dottoressa Cattelan, c'è la professoressa Tacconelli, però non sono dei microbiologi, loro parlano da clinici, dopodiché, ma guardate, è legittimo. Vorrei ricordare una roba, e questo è bene che lo scriviamo, qua non c'è il partito dei tamponi rapidi e il partito di quelli molecolari, ma c'è da parte mia c'è solo il partito di chi vuole fare le robe, vabbè? Noi abbiamo sempre delegato al mondo scientifico le decisioni. Se il mondo scientifico rivede la sua posizione sui tamponi rapidi, vorrà dire che l'Italia deciderà di fare quello che tutti gli altri paesi non fanno. Cosa volete che vi dica? Sì, certo, però voglio dire, è una scelta politica quella poi di applicare... No, non è una scelta politica, no. Cioè, no, nel senso che ci decide se ci si fida dell'opinione di uno scienziato piuttosto che di un altro, no. Credo. No, perché è suffragata da legislazione nazionale e da provvedimenti nazionali. Noi non possiamo fare scelte politiche. Siccome ci viene fatta questa richiesta, noi la giriamo a Roma e Roma dirà, perché non è che in Veneto diciamo ma sì, facciamo. E poi pongo un'altra questione: se è vero che i medici in prima linea sono in assoluto il nostro faro, è altrettanto vero che se c'è la convinzione che il tampone rapido non funziona, allora bisogna porre una questione a livello nazionale. Però sai, c'è un sacco di letteratura scientifica che dice esattamente il contrario, e di certificazioni che dicono esattamente il contrario. Ma siccome il dibattito è stato volutamente alimentato, noi non ce lo portiamo in pancia, lo portiamo a livello nazionale e chiederemo al CTS nazionale, che ha emanato direttive, lo Spallanzani, il Ministero della Salute, se questa richiesta dei medici deve essere accolta oppure no. Siccome vedo che adesso sta diventando anche dibattito sindacale, onestamente io ho il massimo rispetto per i lavoratori e per i loro rappresentanti. Non sono uno scienziato, per cui se ci sono evidenze scientifiche nuove e non siamo al corrente di questo, ce lo dirà il CTS nazionale. Quindi Presidente, voi attualmente considerate ancora i test Facciamo rapidi? tamponi rapidi. Certo, ma li considerate C'è la ancora? legge che ce lo dice. E li considerate nei dati che poi uno dei Nello 21... screening e in tutto. Sì, ma è uno dei 21 parametri che poi sono considerati a livello nazionale? Quindi voi al momento continuate a farli? Ma è previsto dalla legge. Okay. Voglio ricordare che tutti i paesi li utilizzano. Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna, Stati Uniti. Altro? Allora guardate, non c'è nessuna nota di polemica, io vi dico...
perché parlo per me, non per i colleghi, cioè, mi stupisce un po' questa novità, perché noi, almeno io, parlo per me, avevo sempre capito che la scelta del Veneto di investire sui tamponi rapidi, che erano stata un'intuizione anche del dottor Rigoli del Veneto, e che il Veneto ha portato avanti anche a livello non solo scientifico ma politico in conferenza Stato-Regioni come esperienza positiva, adesso ex post, cioè dopo ormai settimane che tanti si sottopongono ai test rapidi anche per una questione di praticità, ci viene comunicato che non c'era solo Crisanti che da subito ha espresso delle perplessità, ma anche altri esponenti importanti, Navalesi, Tacconelli, Cattelan, che adesso dicono no, per noi ci può spiegare un po' meglio cosa sta succedendo. No, ma guarda, è molto semplice. Io se dovessi fare mi farei un tampone rapido, ma senza problemi. E oggi la letteratura scientifica che è a nostra disposizione è chiara. Dice che il tampone rapido sotto i 33 CT, cioè sotto quello che è il limite oltre il quale si considera che la carica virale non sia importante, funziona con affidabilità che va oltre il 96-97%, cioè sono le certificazioni. Bene, siccome è stato fatto partire questo dibattito e siccome mi rendo anche conto che nel paese delle responsabilità davanti a dibattiti che se non chiudono poi i dibattiti degenerano, quante volte ve l'ho detta sta roba? Mi metto nei panni di qualsiasi professionista che davanti ai suoi dipendenti, magari medici, dice ma e se dopo succede qualcosa? Cosa volete che vi dica? Ho il massimo rispetto del pensiero di tutti, quindi dico che siccome non c'è, diciamo, il coordinatore del CTS regionale chiederà che ci sia supporto anche scientifico a questa richiesta, dopodiché gireremo tutto. Ma anche umanamente capisco che poi c'è anche qualcuno che si sente la responsabilità di dire ma siccome io sono primario, ma sono anche primario perché ho del personale nel mio reparto, con tutto sto casino, forse è meglio che andiamo a riparo, cioè, perché poi è l'Italia questa. Nel dettaglio la nota, la lettera è stata spedita dal CTS Veneto al coordinatore del comitato... Del CTS Veneto. Chi ha scritto cosa, scusi? No, cioè, i componenti del CTS hanno inoltrato al coordinatore, al dottor Saia, questo documento per discutere di questo tema. Quindi i componenti del comitato hanno scritto al proprio referente, cioè al proprio coordinatore. Certo. Il quale, è legittimo. Certo, che l'ha girata a voi, l'ha mandata in regione? Sì, o che ci ha informato. E noi abbiamo detto che è giusto che sia supportata maggiormente da evidenze scientifiche, cioè uno dice guarda, domani va in giro con l'ombrello, cioè, vabbè, ma perché? Ma perché guarda, c'è certezza che domani arriva un uragano. Quindi uno scrive, guarda, ho visto le previsioni su meteo.it e... Prego? È inquietante tutto lo spazio che è stato dato a questo dibattito, e questo è il risultato. Io sono papà di una bambina che come tutti i suoi compagni di scuola è stata sottoposta al test rapido 2 volte. Ora capisco che la dottoressa Cattelan, giustamente responsabile dei suoi medici, si preoccupa che a loro sia fatto il test più attendibile, però anche io per esempio come genitore vorrei che... Ma infatti io cosa ho detto? Che se il problema è dell'attendibilità, allora a questo punto è giusto estendere il ragionamento non solo ai medici, a tutti i cittadini. Non ci sono cittadini che vengono prima e dopo. Sarebbe solo per gli operatori del settore in prima linea questa richiesta, esatto. Cioè si faccia il molecolare anziché il rapido solo a chi è in prima linea, medici, infermieri e quant'altro. Sì, però io come amministratore dico, bene, se avete nuovi elementi scientifici che io non conosco, ce li producete, dopodiché chiederemo al CTS nazionale se è cambiata la strategia. Lineare no? Guardate che di letteratura ve ne possiamo dare quanta volete sui test rapidi, di riviste autorevoli che parlano di test rapidi. Però sapete, se voi fate, io ho visto in TV l'altro giorno, una TV nazionale, stava denigrando i test rapidi e mostrava una roba con carta intestata in inglese che c'è. Uno la vede e dice, ah sì, ma non si riesce, dalla velocità. Io ho riconosciuto lo studio, perché è lo studio che alcuni fanno girare sempre.
E cosa dice sto studio? Dice che l'attendibilità, c'è una frase, dice l'attendibilità del test rapido scende sotto valori che sono importanti, ma dice se il CT del paziente è superiore a 33. Ma se tu non spieghi questo passaggio qua, dice, e fa vedere sempre la solita frase, l'attendibilità cala. Invece lo studio, di fatto tutto lo studio, quello che viene venduto, se volete ve ne diamo una copia, come elemento di discussione, diciamo, valorizza il test rapido, solo che dice, guarda, questa macchina ha un motore perfetto, solo che oltre i 250 all'ora non riesce ad andare. E uno dice, no, ma guarda che questa non riesce a correre questa macchina. No, lo studio dice un'altra roba. Però insomma, io non entro in questi, non mi interessa, cioè non sono cose nostre. Questo è un elemento diagnostico certificato da tutto il mondo. Se viene messo in discussione, deve essere messo in discussione per tutti, e non solo per alcuni. E non solo, alcuni intendo regioni, cioè. E quindi noi lo rimbalziamo a livello nazionale. La seconda domanda, Presidente, riguarda l'ordinanza che lei ha emesso la settimana scorsa con validità dal 13 al 22, cioè scade sì. Sabato. Resta in tonsa. Fino a sabato. Fino a domenica, alle ore 24. Ok, però dipende da quello che succederà domani, se ci sarà una nuova classificazione del Veneto, se rimarremo in linea gialla. Nel caso quindi ci comunicherà post decisione nazionale cosa fare dell'ordinanza che è in scadenza? No, andrà in scadenza domenica e lunedì eventualmente faccio una nuova ordinanza. Okay. Quindi è giusto, corretto, cioè noi finisce, questa va a finire e poi avremo tempo lunedì per ripresentarla. Okay. Perché tanto è vero che poi ha efficacia sostanziale, diciamo ce l'ha il fine settimana con peso, no? Poi gli altri giorni c'è il tema dell'assembramento e basta. Però rimarrà valida anche se dovessero esserci novità? Se dovessero mettersi in altre aree no, perché comunque le assorbe, però noi speriamo proprio di non andarsi in altre aree. Grazie. Salmar. Bene, allora, buongiorno Presidente. Ciao. C'è una domanda che appena una e una più di carattere generale. Funziona? Sì, ecco qua, benissimo. Allora un collega mi dice a che punto siamo con i vaccini influenzali per i bambini, perché questo dice che ha una figlia piccola, credo come Marco Bonet, e ha fatto il primo vaccino, ma poi il secondo non è riuscito a farlo. La dottoressa Russo poi vi dice tutto. Benissimo, grazie. La seconda cosa è questa, volevo capire se la discussione sul cambio dei parametri, dai 21 parametri ai 5 proposti dalle regioni è finita o se invece nella conferenza Stato-Regione le riaprite, perché il dato politico, poi quello tecnico sarebbe interessante capirlo un po' più nei dettagli. L'impressione sul piano politico è che ci sia per l'ennesima volta le regioni che vanno in rotta di collisione con il governo. Probabilmente l'intento non è questo, mi rendo perfettamente conto che voi partite dalla necessità di semplificare la procedura e di poi renderla anche più comprensibile per i cittadini, però il dato che emerge però è ancora questo, insomma, di un ennesimo braccio di ferro, quando invece ci sarebbe bisogno forse di un'immagine di maggiore coesione. Ecco, questa è la prima domanda. Ma sai, questa è una narrazione secondo me che va un po' sfattata, perdonami, sai perché? Perché dal 21 febbraio ad oggi, scrivetelo questo, non c'è un provvedimento del governo che abbia avuto il diniego da parte delle regioni. Quindi sta l'ultima leggenda metropolitana delle ultime settimane, perché si è semplicemente chiesto di ragionare su dei termini. Si dica scontro regioni, ma scontro su cosa? Che abbiamo votato tutto. È come se io avessi un'opposizione che mi vota tutti i provvedimenti in Consiglio regionale. E perché una volta mi chiede, guarda, io vorrei capire di più delle robe, io dico no, scontro maggioranza-opposizione. Le regioni italiane dal primo giorno ad oggi hanno votato a unanimità tutti i provvedimenti del governo Conte. Quindi mi volete spiegare che scontro c'è stato? Se non è neanche più concesso chiedere o proporre, allora è un'altra roba. Ma allora siamo in un altro ambito, non è più democrazia. No, beh, da parte sua mi pare che i toni... No, ma anche dall'altro dei colleghi, ragazzi.
hanno votato tutto. Mi pare che la Calabria sia in situazioni tali che probabilmente è solo la democrazia del sistema italiano che consente alla Calabria di avere diritto di parola in una situazione come questa, insomma. Cioè, ecco, detto questo, capisco anche il suo punto di vista, resta il dato negativo che purtroppo una parte di quel clan è operativa anche in Veneto, insomma, come hanno dimostrato. Una parte? Del clan Aracri, di cui appunto oggi i giornali dicono che il Presidente del Consiglio regionale della Calabria appunto è, mi pare, agli arresti domiciliari per un'inchiesta legata a procedure sanitarie e quindi anche legate purtroppo al Covid. Mi pare che, adesso non vorrei sbagliare, ma mi pare che una parte di quel gruppo che viene citato in Veneto abbia avuto anche dei processi, insomma. Ecco, quindi c'è colpa mia? No, assolutamente. Di cosa siamo a parlare? No, assolutamente. Che c'è il 10% di drogati per paese, che una famiglia su due c'è un omicida, non so di cose, no, dico che non c'entra niente. È una struttura così talmente ramificata che può arrivare ovunque. Cioè, ma cosa c'entra quel governo battaglia tra regioni? Dove hai voluto andare a finire? No, da nessuna parte. No, sei partito, dimmi, il conflitto tra regioni e governo, si finiva il clan Aracri e i calabresi. No, vabbè. È ansia di prestazione questo? No, assolutamente, è come dire, io volevo soltanto dimostrare appunto che ci sono a volte delle regioni che sollevano dei casi, poi probabilmente non hanno le strutture sanitarie adeguate per poter... Su questo sono assolutamente d'accordo. Ecco, per quanto riguarda invece la Pedemontana, le volevo chiedere questo, se c'è una qualche fondata prospettiva di una riduzione dei pedaggi, perché da quello che emerge, insomma, noi abbiamo visto che i pedaggi sono abbastanza cari per quanto riguarda appunto i tratti messi in esercizio. Il motivo lei lo conosce ovviamente perfettamente, sa che la Pedemontana verrà a costare complessivamente nell'arco di 39 anni, mi pare dai 10 ai 12 miliardi, ecco, quindi c'è la necessità di riportare i conti in pareggio con le tariffe. Abbiamo qui, si pagano 18 centesimi al chilometro che diventano 22, poi 35, poi 43, almeno nel tratto in funzione quello tra Maro e Breganze. C'è una qualche possibilità che magari con sul piano, guarda, c'è stata una bella analisi sui pedaggi che potremmo farvi avere, quindi anzi chiederei se Assessore De Berti, vabbè, ma c'è anche ovviamente Carlo Parmegiani, vi facciamo avere così evitate di dire che non ce l'avevate, con il raffronto anche con le altre infrastrutture. Però vorrei ricordare una roba, anche sta narrazione, la strada costa 10-11 miliardi, vorrei ricordare che è una concessione di 39 anni che deve subire tutte le manutenzioni, realizzare l'opera, subire tutte le manutenzioni e consegnarci, vi ricordo la frase, l'opera a regola d'arte in linea con le... Quindi ve lo dico sempre come fantasia, ma può essere anche una non fantasia, fra 39 anni, siccome sia noi a controllare, saranno i veneti a controllare con gli uffici della regione o chi per loro, la messa a norma costante dell'infrastruttura, potrebbe essere che fra 39 anni la strada debba essere messa a norma perché le auto gireranno sul cuscino magnetico, capite che nessuno sa i costi, in più c'è tutto il personale, per 39 anni c'è tutto il personale per la gestione. Andate a vedere la nuova centrale di gestione della Pedemontana che abbiamo aperto stamattina e vedete che entità di centro di controllo c'è, personale che c'è. Ma al di là di questo stiamo parlando di infrastrutture di 100 km, non è che stiamo parlando di una stradina. No, ma sono anche 120 con i raccordi, come ha sempre detto lei. Sì, poi ci sono 68 km di raccordi oltretutto. Nessuno mette in discussione l'utilità dell'opera. Io mi mettevo solo nei panni di un automobilista che giustamente per cambiare tragitto e risparmiare tempo e benzina decide di utilizzare la Pedemontana, cioè se i pedaggi sono bassi ovviamente questo è un incentivo all'utilizzo, altrimenti... Guarda, questo mi sembra banale. Non escludo che poi, visti i primi anni di traffico, si possa fare anche con le società esperte, perché sapete che in questo paese non esiste la società che certifica i pedaggi, un livello di sostenibilità dove c'è il massimo incrocio tra domanda e offerta, questo sicuramente, però bisogna andare in esercizio per capirlo.
Ecco, mi ricordo che i pedaggi li incassa la regione, è l'unico caso fra l'altro. Speriamo che siano tanti, appunto. Speriamo, basta utilizzarla. Ecco, appunto. E il raccordo invece sul casello, per il nuovo casello tra Montecchio e quello sull'autostrada, a che punto è? Perché quella mi pare un'opera più complessa. È un'opera che noi volevamo realizzare e ci è stato detto formalmente che non compete a noi, per cui è stata delegata alla società autostradale la realizzazione e quindi avrà i tempi, io spero che nel 2022 ci sia l'innesto fatto. Bene. Noi potremmo aver corso molto di più, ma abbiamo perso mesi e mesi in scartoffie, in richieste per poter avviare il cantiere. Considerate che oggi l'opera è cantierata per l'88%. Come ha detto lei prima. Va bene ragazzi? No, c'era Fois e nel pomeriggio vediamo uno studio sui pedaggi che avevamo già diffuso nei mesi scorsi. Sì, così ce l'avete anche. Fois, poi Van Zandt che aveva un completamento. Buongiorno, io volevo chiederle, Presidente, come va con i Covid Hotel, perché qua e là si stanno registrando dei problemi, per esempio per quello che riguarda Jesolo, il gestore ha detto di averlo appreso dai giornali, di essere stato inserito in lista, lo stesso per quello che riguarda un albergo a Belluno, dove sostengono di aver inviato una richiesta di informazioni su come funzionasse e poi di essersi trovati in lista. Allora, premettendo che ha seguito l'assessore Lanzarin, se c'è un hotel di Jesolo che dice di essersi trovato in lista, faremo subito una verifica, perché immagino che ci sia minimo una mail che conferma l'accettazione o meno. Sarebbe grave che ci sia. No, in realtà poi è anche uscito sulla stampa, lui aveva chiesto di poter ospitare infermieri e medici nel caso e poi ha letto dai giornali che era stato inserito come Covid Hotel. Guardate, allora, che la lista di Jesolo l'ha curata il dottor Bramezza. Sentite il dottor Bramezza da dove nasce questo hotel. Insomma, guardate ragazzi, stiamo parlando di un paio di hotel per provincia dedicati al Covid. Se il signore di Jesolo, dopo aver chiarito la genesi, non vuole farlo, ci sarà qualcun altro che lo fa, punto. Sì, lo chiedevo anche perché era successo anche a Belluno. No, ha già risposto sulla stampa, nessuno su Belluno. Cosa ha detto? Ha risposto che ha avuto c'è il comunicato stampa, dice che ha avuto l'interlocuzione con Federalberghi, con De Cassan, che gli ha inviato l'elenco delle strutture alberghiere e poi ha preso contatti, ovviamente non chiudendo la partita in virtù del fatto che poi ci sono ancora alcuni aspetti da chiarire a livello nazionale, quindi è stato dato l'elenco al commissario Arcuri e in attesa poi della definizione specifica di tutte le modalità operative, e dopo ci sarà un ulteriore eventuale contatto qualora sia confermata l'utilizzo. Cioè, alla Regione è stato chiesto l'elenco delle strutture, eventualmente è stato mandato al commissario Arcuri e poi dopo per l'attuazione, cioè non è automatica l'attuazione. C'è comunicato stampa, io ho letto il comunicato stampa della US numero 1. C'erano particolari criteri che venivano richiesti agli alberghi, perché tra Belluno e Jesolo per esempio si vede una grossa differenza anche come tipo di albergo. Non so, guarda, stiamo parlando di strutture remote rispetto al core business del Covid, che è quello di curare la gente in ospedale. Devo fare un'altra domanda rapidissima. Prego. Che ci ha chiesto un tributarista di Padova sul fatto che in questo periodo, lui dice, lo Stato ha sospeso ogni attività affidata all'agente di riscossione, mentre chiedeva di chiederle se la Regione Veneto, che in questo periodo sta notificando diversi avvisi di accertamento riguardanti l'imposta di bollo, ha intenzione di assumere dei provvedimenti simili a quelli del governo. Ne dobbiamo parlare con l'assessore Calzavara, sinceramente non sono sul pezzo di sta roba. Grazie. Vanza. Presidente, una richiesta arrivata in redazione. Prego. L'ordinanza, che è valida, diceva prima, fino a domenica, prevede la chiusura dei distributori di carburante, aperte solo il self-service. I distributori di metano non possono funzionare con la modalità self-service. Nel primo lockdown, quello di marzo-aprile, erano rimasti aperti. Chiedono se è stata una svista e se pensate di correggere. È una svista. Una scelta precisa. È una svista, ne abbiamo parlato proprio ieri, faremo una FAQ. Daremo una risposta con una FAQ sui distributori di metano, certo, perché è il problema della somministrazione, dell'operatore, perché uno non può fare il fai da te.
Lascio la parola alla dottoressa Russo, un aggiornamento sui vaccini, poi se volete anche, le lascio il posto, e se volete anche altre informazioni, la dottoressa è preparatissima. Prego. Prego dottoressa. Allora io direi una breve introduzione della dottoressa Russo, poi le facciamo le domande. Sì, allora buongiorno a tutti. Il Presidente mi ha chiesto di continuare un discorso che lui aveva già avviato sul fatto che è già partita la macchina organizzativa nazionale ma anche internazionale sul vaccino anti-Covid-19. Allora, chiaramente insomma, i vaccini, avete sentito tutte le agenzie, cominciano a arrivare le notizie. Avremo tra la fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo molto probabilmente le prime disponibilità, le prime consegne a livello nazionale, e queste si tradurranno poi alle distribuzioni a livello regionale. Non abbiamo ancora i numeri di quanti vaccini ci arriveranno, ma sono partite alcune rilevazioni. Quindi è partita una rilevazione che ci è stata inviata dal Ministero della Salute circa la possibilità di stoccare vaccini sia ad una temperatura inferiore ai 70-80 gradi, sia quella per i frigoriferi che vanno da 2 a 8, invece quindi più 2, 8. E stiamo facendo questo tipo di rilevazione. Poi la protezione civile, sempre nell'ambito di un'ottica di, come si può dire, poter garantire una distribuzione dell'eventuale vaccino che avremo a disposizione come nazione, quindi poi di conseguenza come regione, ha chiesto la numerosità del personale sanitario regionale, e quindi di dire anche, poiché il personale sanitario probabilmente verrà vaccinato col vaccino della Pfizer, che è quello che necessita di una conservazione a meno 70 gradi centigradi, di poter capire quanti ospedali e per ogni struttura ospedaliera quanti operatori sanitari ci sono. Questa è una rilevazione che è partita per tutte le regioni, noi stiamo raccogliendo i dati e quindi forniremo sia al Ministero che alla Protezione Civile naturalmente questi dati. Questo significa che la macchina organizzativa è partita e pertanto insomma via via che avremo informazioni noi avremo la possibilità di organizzarci. Ci aspettiamo chiaramente, perché così deve essere e così sarà, che il Ministero della Salute ci mandi il piano per la vaccinazione e di conseguenza poi le regioni ne daranno attuazione. Queste sono, diciamo, le ultime notizie. Per quanto riguarda questa rilevazione di Arcuri, la stiamo compilando, tutte le regioni la stanno compilando, tra domani e lunedì la manderemo alla Protezione Civile. Questo è per quanto riguarda il vaccino del Covid. Ne approfitto, faccio la domanda per tutti, volevano anche un aggiornamento sui vaccini antinfluenzali, particolarmente in età pediatrica. Allora, per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale è un problema che non riguarda solo noi, riguarda tutte le regioni. Avete avuto modo di seguire durante tutta questa stagione che c'è una difficoltà di approvvigionamento del vaccino. Noi ci abbiamo pensato molto per tempo, abbiamo fatto delle valutazioni ampliando, l'abbiamo detto più volte, allargando il numero di dosi di vaccino rispetto a quelle degli altri anni, ma abbiamo avuto una richiesta ancora superiore rispetto a quelle che erano le nostre disponibilità. Allora, adesso abbiamo praticamente un'interlocuzione in corso col Ministero della Salute che ci ha praticamente detto a tutte le regioni di avere a disposizione del vaccino antinfluenzale proprio per l'utilizzo in età pediatrica dai 6 mesi ai 18 anni. Noi ne abbiamo richiesto 50.000 dosi, pertanto speriamo di poter rispondere sia a quella fascia di età per cui dai 6 mesi a 6 anni, per cui l'abbiamo inserita nell'offerta attiva e gratuita, ma anche poi eventualmente per le altre fasce di età fino ai 18 anni. Per quanto riguarda invece il vaccino quadrivalente, che è quello che si utilizza
per tutti i soggetti anche di età superiore, abbiamo chiesto all'azienda di poterci dare quel 20% che avevamo prenotato, quindi sarebbero altre 80.000 dosi e adesso stiamo aspettando per vedere insomma se ce lo rifornisce. È chiaro che è stato detto anche in altre occasioni, anche le aziende hanno dovuto insomma andare in soccorso di altre regioni perché erano in difficoltà, perché non avevano neanche il quantitativo insomma, che avevano preventivato. Quindi non so adesso nel bilanciamento diciamo, della ridistribuzione delle dosi che loro hanno a disposizione quante ce ne potranno dare. Abbiamo avuto la possibilità, ci è stata chiesta, di avere qualche migliaia di dosi di un vaccino pluripotenziato, ne abbiamo richiesto 3.000 e quindi queste le distribuiremo per i soggetti particolarmente a rischio. È chiaro che siamo sul pezzo, tutte le eventuali forniture che ci venissero offerte noi le stiamo anche cercando per dare la possibilità a tutti di vaccinarsi. Abbiamo congelate 30.000 dosi da dare ai farmacisti e li daremo ai primi di dicembre perché con loro abbiamo concordato che speriamo di potergliene dare anche di più se il Ministero ce li dovesse dare. Quindi al momento le farmacie non ne hanno a disposizione perché non ce n'è sul mercato. Queste 30.000 dosi le abbiamo lasciate, ci rendiamo conto che non sono tantissime, ma naturalmente fanno parte insomma, della nostra fornitura. Quindi se ne possiamo aggiungere gliene daremo sicuramente di più. Bonet, Banzan, tutti. Dottoressa, solo se può mettere, perché magari è colpa mia che non me ne sono sempre occupato con continuità, ma un po' di ordine su questo tema del vaccino. Cioè quante dosi prendeva di solito il Veneto, le chiedo innanzitutto, poi procedo con le altre domande passo passo. Sì, influenzali, quante dosi di solito? All'incirca l'anno scorso abbiamo comprato 800.000 dosi. 800.000 e quest'anno invece ne abbiamo 1.320.000. 1.300.000. Esclusi questi che ho detto adesso che abbiamo aggiunto, quindi la richiesta di questi 50.000 di vaccinazione pediatrica e altri 3.000 di questo pluripotenziato. Okay. Del 1.300.000 quante ne sono Scusa, arrivate? più il 20% che era già in gara che Sì. abbiamo richiesto, quindi Sì, 1,3 più il 20% che era già previsto in gara. Sì, che però ancora non ci hanno consegnato. Okay. Quindi di quello 1.300.000 li hanno consegnati quasi tutti. Perché mi ricordo che l'assessore ci aveva parlato di 3 lotti. Sì, no? però da quello che ci risulta, insomma, dalle ultime valutazioni che abbiamo fatto con le aziende ULSS, adesso poi ogni azienda più o meno, perché poi viene consegnato alle singole aziende e da queste direttamente ai medici di medicina generale, sono state quasi consegnate tutte quelle che erano state previste. E le 30.000 congelate per i Le farmacisti 30.000 le abbiamo tolte da queste. sono Per forza, perché naturalmente noi non le avevamo considerate prima. Fanno parte di un altro tipo di richieste. C'è una stima di quanto sono le richieste? Ha detto enormemente superiori rispetto a... Non enormemente superiori, perché abbiamo chiesto alle aziende di dirci più o meno quante dosi potevano essere sufficienti per colmare le richieste a una settimana fa. Ci hanno detto che con 50.000 dosi potevano rispondere a quelle che avevano in sospeso. Quindi noi speriamo insomma, di poter far fronte a questa richiesta, però non dipende sicuramente solo da noi. Ok, un'ultima delle domande invece sul... Posso intervenire io? Certo. Cioè, io spiegherei di nuovo ai colleghi che quello che noi compriamo, i 1.300.000, sono per la sanità pubblica. Certamente, perché... Ecco, cioè, noi non facciamo il privato. No. Ecco. Allora, diciamo che la quantificazione... No, la quantificazione alle farmacie, fuori dalle fasce dell'obbligo, chiamiamole così. Quindi le farmacie dovrebbero approvvigionarsi per canali propri? È sempre così, certo. No, ho premesso che non me ne occupo. Ecco, è sempre stato così. Quest'anno gli abbiamo dato una mano, cioè il governo, correggimi se sbaglio, ci ha detto di dare alle farmacie l'1,5% delle nostre forniture, ma le nostre forniture sono per sanità pubblica, attenzione. Questa è una cosa che non è mai stata, secondo me, mai né chiarita bene né digerita. Cioè l'approvvigionamento... Scusate, l'approvvigionamento del vaccino da parte della sanità pubblica avviene sulla base di quello che è indicato dalla circolare ministeriale.
Tra l'altro la circolare ministeriale di quest'anno ha praticamente ampliato l'offerta attiva e gratuita perché ha allargato e quindi ha abbassato a 60 anni, quindi ha aggiunto praticamente altre coorti. Quindi l'obbligatorietà è... Cioè no, l'obbligatorietà, l'offerta va dai 60 anni in su, piuttosto che come negli altri anni dai 65 anni in su. Ci sono 5 anni di generazione in più da soddisfare. Poi ci sono le categorie a rischio, poi ci sono le donne in gravidanza, poi ci sono i bambini, poi ci sono tutte le categorie che naturalmente comunque vanno in un ordine di priorità. Bambini sarebbe fino a 6 anni? Fino a 6 anni. Questa è sanità pubblica. Ok, va bene. E il 15 dicembre darete invece 30.000 dosi ai farmacisti? Sì, noi le abbiamo messe da parte per i farmacisti, però abbiamo concordato che essendo insomma un numero abbastanza ridotto, loro hanno preferito aspettare che noi possiamo averne dell'altro per dargliene un quantitativo maggiore, perché la logica è questa. La vaccinazione diciamo che deve essere disponibile per tutta la popolazione, se c'è, perché la protezione va estesa a tutta la popolazione. C'è però un ordine di priorità, l'ordine di priorità lo detta il Ministero della Salute attraverso una circolare ministeriale. La circolare ministeriale identifica le fasce di età e identifica i soggetti appartenenti alle varie categorie a rischio. Quindi il sistema pubblico risponde a questo, però questo se e quando c'è, come c'è stata negli altri anni, la disponibilità del vaccino, il privato, quindi tutto il sistema farmaceutico acquista il vaccino, lo mette a disposizione di tutti gli utenti indipendentemente dall'età e quindi la persona con la richiesta del medico curante va a comprarlo anche in farmacia. Quest'anno che cosa si è verificato? Poiché il vaccino assume un'importanza diciamo rilevante nei confronti delle infezioni respiratorie che possono essere un pericolo aggiuntivo all'eventuale concomitanza di un'infezione con il virus del Covid, la richiesta è stata superiore, ma anche la richiesta da parte di tutta l'Europa, non soltanto dell'Italia, per cui tutto il mercato e tutte le aziende hanno praticamente distribuito il vaccino al sistema pubblico. Questo ha portato a una difficoltà da parte del sistema privato a trovare sul campo vaccino disponibile. Scusi, ma perché le aziende produttrici non ne hanno fatto di più? Perché la produzione di vaccino è limitata. La vaccinazione anti-influenzale, così come anche altri vaccini, non hanno una produzione illimitata, è una produzione che va preventivata molto molto prima, che quindi non poteva essere preventivata per essere disponibile per questa stagione, per cui il vaccino disponibile è praticamente quello. Pur avendone prodotto di più, poiché le richieste sono state tantissime a livello mondiale, non sono riuscita a soddisfare tutte le richieste, perché non è possibile produrne in quantità superiori. Mi permetterei un attimo di sintesi. 1,3 milioni passa la base, per 1.800.000 euro in gara. Questa gara prevedeva già il 20%. 8 milioni. 8 milioni, scusate. Prevedeva già il 8 milioni di euro, sì, scusate. 1 milione. In questa gara era già previsto il 20%, in più opzione che stiamo già esercitando. Questa c'è 5 anni in meno di obbligatorietà, quindi abbiamo 5 anni dai 60 ai 65 da soddisfare, che gli anni scorsi non soddisfavamo. I privati, elemento importante che vi ha detto adesso la dottoressa, i vaccini si preventivano un anno per l'altro, quindi l'impresa ovviamente non essendoci il Covid non poteva sapere che, scusate ma siccome sono dettagli importanti. Sui numeri, scusate, sì, perché il 20% di 1 milione... Non è di tutto il 20%, allora perché la vaccinazione... No, sì, ok, ma il 20%, allora il vaccino è composto da diversi vaccini, l'approvvigionamento, perché per i soggetti al di sopra dei 65 anni noi abbiamo acquistato un vaccino adiuvato che ha un maggiore potere immunogeno e quindi è quello che noi abbiamo utilizzato prevalentemente per gli ultra 65 anni e di questo abbiamo già avuto il 20%. L'altro invece l'8, che è quello fino ai 64 anni, abbiamo previsto anche lì il 20%, ma non l'abbiamo ancora avuto tutto perché la ditta lo ha finito, però stiamo aspettando che ce lo rifornisca. Quindi non abbiamo problemi con i soggetti over 65,
ma abbiamo invece una carenza con i soggetti al di sotto di queste fasce di età, proprio perché insomma il vaccino è finito, però stiamo facendo il possibile per recuperarne. Fino a qualche giorno fa mi pare si parlasse di una trattativa in corso fra il governo italiano e un'azienda cinese, mi sembra per una fornitura da 10 milioni di pezzi di vaccino antinfluenzale. Ci sono diverse, allora l'intesa Stato-Regioni che è stata siglata e che prevedeva che le regioni potessero dare sulla base della propria disponibilità un quantitativo alle farmacie, apportava anche l'impegno per il Ministero, poiché c'erano regioni che hanno carenze anche per la popolazione che è iscritta all'interno della circolare, di impegnarsi per tutto quello che poteva fare per acquisire e approvvigionarsi di vaccino da mettere a disposizione delle regioni, fra cui quello che ho detto per esempio del vaccino per i bambini e altre che potranno arrivare, quindi noi speriamo che il Ministero riesca a procurarsi altre dosi. Ma di questa trattativa specifica lei ha notizie? No. È una cosa che segue il Ministero con AIFA, con gli enti regolatori, e noi non entriamo in questo, veniamo chiamati nel momento in cui la trattativa viene fatta e il vaccino è disponibile, le regioni vengono chiamate in causa per esprimere il proprio fabbisogno. Quindi, scusi, per riassumere, tra dicembre e gennaio le dosi arriveranno, possiamo tranquillizzare? Non lo sappiamo. Non lo sapete, ma questa è l'aspettativa. Insomma. Noi ci aspettiamo che tra novembre e dicembre, ancora prima di gennaio, possiamo avere una disponibilità, però non ne possiamo essere certi. Stiamo cercando di acquisirla in qualsiasi modo, insomma. Va bene, grazie. Io ho solo una domanda su invece l'altro vaccino, quello per il Covid. Sì, quindi io poi. Sì, no, prego. No, fai pure. L'azienda a cui ci riforniamo noi è solo la Pfizer? No. Quali altre? Allora c'è l'AstraZeneca e poi, che io sappia, queste due, poi però i contratti e gli accordi che sta portando avanti il governo sono delle cose in itinere che noi come regioni naturalmente non conosciamo, perché come dicevo prima al vostro collega, le trattative che il livello nazionale, poiché questo vaccino lo gestisce anche come acquisto soltanto a livello nazionale, è una trattativa che porta avanti il livello nazionale con l'AIFA e non sono le regioni. Poi questo vaccino viene distribuito direttamente, in questo caso, dal livello nazionale alle regioni. Non siamo noi ad acquistarlo e a stabilirne il nostro fabbisogno. Però, no, appunto, scusi se mi intrometto, non voglio rubarti la parola, Marco. No, appunto, leggo quello che i siti riportano, restiamo a Rai News, che è un sito, come dire, ufficiale, quindi TV di Stato. Qui parlano appunto che il commissario Arcuri ha dato la notizia che ci sono 3,4 milioni di dosi del vaccino anti-Covid della Pfizer e poi quindi 1,7 milioni di italiani dovrebbero essere comunque coinvolti e hanno chiesto appunto alle regioni di fornire le tabelle dettagliate entro il 23 novembre di quanto quello personale... che ho detto io. Ecco, qui però lei in calcolo approssimativo ora è in grado di farcelo oppure bisogna aspettare? Allora, Arcuri ha chiesto di sapere rispetto alla prima tranche di vaccini che saranno disponibili per l'Italia e quindi per le varie regioni, poiché chiaramente il primo target che dovrà essere vaccinato è rappresentato dagli operatori sanitari, quanti operatori sanitari ci sono per regione. Perfetto. E poi quanti soggetti nelle strutture residenziali per anziani. Questa è la richiesta di Arcuri di cui ho parlato prima. Quindi siamo 54.000 dipendenti della sanità? Beh, non sono solo questi, perché abbiamo la sanità pubblica, abbiamo la sanità privata, abbiamo i medici convenzionati e abbiamo, cioè la sanità è una macchina composta da tante componenti. È pari a... Ma adesso non abbiamo il conto preciso perché l'abbiamo ricevuta da poco, ma sicuramente siamo intorno ai 150.000 soggetti. 150.000? Certo. Sì, grazie. Come? No. No, gli anziani nelle strutture residenziali sono 60.000. E poi naturalmente bisogna fare però i conti precisi perché ci sono i centri diurni, ci sono insomma altre strutture, però stiamo facendo questi conteggi. Non sono conteggi, sono dei conteggi, sono delle stime che poi vengono fornite al Ministero e poi il Ministero farà una valutazione di suddivisione alle regioni. Se noi ci dessero la quota nostra dell'8% ci staremmo dentro, mi pare, no? Certamente, anche di più naturalmente, ma è chiaro che il Ministero stabilirà poi
come sempre si fa nei piani pandemici, la priorità delle categorie da vaccinare, quindi quando il Ministero ci manderà il piano, quello a cui facevo riferimento, noi procederemo con naturalmente l'offerta vaccinale, ma questo deve essere comunicato prima in modo da consentirci l'organizzazione. Chiudiamo con Albino, se ci sono domande dopo per l'assessore Bottacin. È chiaro che lei non può esprimere preferenze, però mi pare che le modalità di conservazione dei vaccini che per il momento sono stati anticipati sul mercato siano completamente diverse. Il Veneto noi non abbiamo... No, allora noi non abbiamo nessuna preferenza sul vaccino, il nostro obiettivo è quello di avere un vaccino efficace e sicuro e questo non è la modalità di conservazione che ci preoccupa. A secondo della modalità di conservazione adegueremo i nostri frighi, i nostri sistemi di trasporto e le nostre modalità di offerta, purché il vaccino, così come sembra, abbia un'alta efficacia e un alto livello di sicurezza. Basta. La struttura tecnologica ci consente comunque la conservazione anche... Certamente. Perfetto, a 80 gradi sotto zero. Certo. Grazie. Allora, scusandomi con la dottoressa Russo per il mio intervento a gamba tesa, è assolutamente poco scientifico. Se ci sono domande per l'assessore Bottacin? No? Chiudiamo qua. Grazie. Grazie.